Ma anche in questo caso non è per mettere in difficoltà. È un momento negativo. No. Per me queste cose vengono messe in... Ma non è per mettere in difficoltà, è giusto per fare chiarezza con i tifosi a casa. Insomma, tu sei sempre stato fedele al colore arancione, e poi domenica sul campo mi sembra tu abbia risposto coi fatti, facendo il tuo high score di tutti i tempi. Mi ha fatto vincere una scommessa, mi ricordavo prima. Perché Perché quando lui era bimbo, che è arrivato in Snaidro, io avevo scommesso con quello già citato prima, con Iovo, che lui sarebbe diventato un giocatore importante. E Iovo diceva di no, ma anche lui ci credeva, però per sfida così diceva no, assolutamente, questo bambino non farà. Ho detto vedrai, allora facciamo una scommessa, quando lui farà i primi un ventello, no? Come era i termini, sì, perché lui era buon testimone, un ventello in campionato, magari contro una squadra importante, io avrò vinto la scommessa. E infatti adesso... E quindi cosa riscuoti? Una cena, come tanto per cambiare. Miki, comincia a rispondere e poi c'è la pubblicità. Ma guarda, non si può nascondere che ci sia stato magari un interessamento, perché non è che sono sempre bufale quello che scrivono i giornali. Chiaro che adesso non ci ho mai pensato minimamente, non ho mai neanche voluto parlarne di questo argomento. Preferisco parlare coi fatti. Con Milano mi sentivo in dovere, per qualsiasi cosa sarebbe successo, magari se si va, se non si va, di giocare bene per la Snaidero, e quindi ci gioco bene. Penso a Udine, e finché per me sarò qui penserò sempre a Udine. La stagione per me è ancora lunga, quindi per me Udine può far bene, e io voglio che Udine faccia bene e portarla alla salvezza. Ottima risposta. Lì nella regia, poi Lorenzo è pronto, perché lo vedo con sorrisino preoccupato di Miki. A fra poco. Vedremo, sicuro sarà una settimana importantissima, d'altra parte il mercato chiude. Sto vedendo domani. le immagini adesso. Però voi vi guardate le spalle e mi mettete in difficoltà. Allora voi guardate, io chiamo Gaso. Gaso, sentiamo cosa ci racconti oggi, il microfono è tuo. Shakota e Repesha, colpiti ed affondati, allenatori balcanici assaliti dal tarlo mangiapanchine, e Markowski non sorride visto l'aria che tira. Tutte le scuole di Bologna lo hanno fatto, il calcio con Arrigoni, la Virtus con Pasquali ed ora la Fortitudo con Penna Bianca.